È Stefano Surraniti il nuovo dirigente dell'ufficio scolastico regionale e sostituisce Raffaele Zarbo, ex provveditore di Agrigento, che a sua volta era stato nominato direttore dell'ufficio scolastico regionale lo scorso 9 agosto. Come si ricorderà, proprio quest'ultimo ebbe degli incidenti di percorso dal punto di vista burocratico. Il contratto di nomina, infatti, inviato alla Corte dei Conti, venne dapprima respinto per una serie di documenti non allegati oppure da integrare. In seguito il Ministero dell'Istruzione, successivamente, ha ritirato tutti i provvedimenti di conferimento di incarichi dirigenziali ed ha avviato una nuova procedura di interpello. Proprio a metà dello scorso mese di febbraio, Zarbo inviò una diffida e mise in mora proprio il Ministero. Ritornando invece al dottor Stefano Suraniti, è stato direttore dell'ufficio scolastico di Torino. Ha 41 anni, laureato in economia e commercio all'Università di Catania ed in passato è stato provveditore a Cuneo. Nato in Germania da genitori troinesi, si è diplomato ragioniere a Troina nell'Istituto Ettore Majorana, conseguendo la laurea in economia e commercio nel 2003 all'Università di Catania. A Suraniti, che dunque succede a Maria Luise Altomonte, andata in pensione il 30 aprile dello scorso anno, spetterà il compito di nominare i dirigenti reggenti degli uffici scolastici territoriali di Trapani, Caltanissetta Enna, Siracusa ed Agrigento, ed anche di Messina e Ragusa, le cui reggenze sono scadute lo scorso 26 gennaio. Prima ancora è stato dal 2004 al 2010 funzionario dell'Agenzia delle Entrate a Catania. Stefano Suraniti è il più giovane direttore regionale che arriva in Sicilia degli ultimi anni.